Il momento ci offre la verità una ampia gamma di problematiche, perché abbiamo il fronte europeo che ci sta preoccupando moltissimo. C'è questa idea di creare un fondo unico mettendo insieme parte delle politiche agricole, delle politiche di coesione, delle politiche per la pesca, insomma creare una rinazionalizzazione de facto della politica agricola comune. Questo non ci può piacere, perché sono 60 anni che la politica agricola ha contribuito alla crescita, allo sviluppo di una filiera agroalimentare importante. L'idea di fare competizione con le altre politiche e lasciare tutto nelle mani degli Stati, creando poi competizione sleale tra gli agricoltori in funzione delle decisioni che ciascun Stato prenderà, non ci può piacere. Quindi questo è un tema importante, oltre ovviamente al taglio del 20% delle risorse della politica agricola comune. Quindi sul fronte europeo gli argomenti sono tanti, abbiamo preoccupazione sugli accordi internazionali per cercare di fare in modo che siano davvero opportunità e che non si trasformino in una occasione per fare concorrenza sleale ai nostri imprenditori da parte di imprenditori di altri paesi che non rispettano le stesse regole che rispettano i nostri con gli standard di qualità europei. Quindi un carnet di argomenti molto ampio. Lavoriamo cercando di creare le condizioni migliori per difendere una filiera che, ricordiamolo sempre, crea occupazione e ricchezza, prima filiera economica nel nostro Paese.